Se le strade e le piazze vuote, i bar chiusi e i negozi con le saracinesche abbassate suscitano tristezza, angoscia, senso di solitudine, le immagini spedite da un telespettatore dell'aeroporto Marco Polo completamente deserto sembrano quasi surreali. Lì, dove ogni giorno si incrociano milioni di persone, di sguardi, di vite, ora non c'è più nessuno. Nessuno prende un caffè prima di imbarcarsi, nessuno che addenta un panino perso nei suoi pensieri, nessuno si abbraccia per salutarsi.